Circa 500 addetti e servizi NCC noleggio con conducente tra uomini e donne con oltre 200 mezzi stamane hanno bloccato il traffico da Mestre all'aeroporto di Tessera per la protesta nazionale contro i decreti Salvini considerati penalizzanti. La nostra richiesta è quella del blocco e dello stralcio dei decreti e riaprire un tavolo per riscrivere una norma vecchia di 35 anni, la 2192. Perché è una norma che impone ancora situazioni anacronistiche e i decreti attuativi che entreranno in vigore da gennaio non vanno ad aiutare la categoria ma la vanno a penalizzare. Dovremmo fare dei fogli di servizio elettronici già difficili, con già ovviamente delle sanzioni importanti per noi, dove vanno inseriti tutta una serie di dati che rimangono non si sa dove e quindi c'è una violazione della privacy. Tanti clienti che non vogliono essere monitorati ovviamente preferiranno usare altre tipologie di servizi. Ci aspettiamo che ci sia fondamentalmente un passo indietro da parte del Ministero o che perlomeno i vari TAR blocchino questo scempio dell'attività. Questo, denunciano, è solo uno degli aspetti penalizzanti per cui una delegazione si è anche recata dal prefetto spiegando cosa stia accadendo. Abbiamo 160.000 persone che lavorano con noi, sono dei padri di famiglia, delle madri di famiglia, sono dipendenti delle aziende di NCC. Il 2 gennaio non lo so, andremo a suonare il campanello al Ministero dei Trasporti chiedendo dove dobbiamo andare a lavorare. Tra le associazioni che hanno dichiarato la mobilitazione anche Confartigianato Veneto, che si è appellata alla Regione. Noi in Veneto in particolare abbiamo la legge regionale che ha ottemperato alla legge nazionale, la 2192 è la legge nazionale, la legge quadro. Il Veneto si è dotato della 2296 e in più ha fissato i bacini, quindi ha deciso tot licenze distribuite nelle varie province e da qui nei vari comuni. Quindi noi siamo stati virtuosi, quindi per quello chiediamo eventualmente di sganciarci dalla legge nazionale e poter dialogare con la Regione Veneto.